sì, sì. Allora, io vorrei far capire ai nostri telespettatori, adesso non so, potete interagire tra di voi, cosa vuol dire bonifica? Perché è un termine che sembra quasi scontato, ma ai giorni nostri uno si immagina la bonifica, zone paludose e le bonifichi. Ma quando si parla di consorzi, anche esatto, quando si parla di consorzi il termine bonifica è ricorrente, ma al giorno d'oggi cosa vuol dire, cosa implica la bonifica? Beh, la bonifica, 25.000 sono i chilometri che i consorzi di bonifica, i 10 consorzi di bonifica del Veneto fanno la manutenzione, quindi la bonifica vuol dire proprio questi. 400 sono le idrovore. Vuol dire manutentare il territorio, manutentare le opere dei consorzi di bonifica, le opere pubbliche chiaramente. Se non sono quelle del Genio come il Brenta, no? E quindi quelle sono fiumi nazionali, quindi riparte il Genio. 400 sono le idrovore, sempre a livello regionale, che pompano l'acqua sopra, nel senso che il 25-30% del territorio del Veneto è sotto il livello dell'acqua, sotto il livello del mare, e quindi per questo motivo le 400 idrovore devono pompare in superficie l'acqua. Bonifica vuol dire proprio bonificare, vuol dire proprio manutentare, e quindi ecco, questo è l'altro elemento importante. Ma qual è l'altro aspetto importante dei consorzi di bonifica che oggi loro devono sostare, che nella nostra lista unitaria di Coldiretti, C Agricoltori Italiani, Confagricoltura è inserito? È l'aspetto ambientale. E quindi sui consorzi di bonifica, ma soprattutto su tutta questa rete, è importante manutentarla, ma manutentarla anche in maniera ambientale. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi dovremmo, all'interno di questi canali consortili che servono per scolare l'acqua, dobbiamo fare anche delle piantumazioni. Dobbiamo cercare di fare quelle siepi che una volta c'erano, quelle siepi, ma non siepi, ma piantumare degli alberi a 20-25 metri di distanza l'uno dall'altro, che da una parte danno paesaggio, danno bellezza al territorio, dall'altra parte danno anche la possibilità di mantenere quelle rive intatte, perché poi c'è il problema dell'erusione. Con il tempo. In molte parti del territorio queste sono tolte, e quindi ecco, quindi la parte anche ambientale dei consorzi di bonifica e cosa vuol dire bonifica all'interno dei consorzi. Cos'è che secondo voi a livello regionale Veneto manca nelle gestioni che sono state fatte finora, e quindi quell'apporto degli agricoltori può essere un qualcosa in più indispensabile però? Beh, insomma, gli agricoltori, come già detto, sono i manutentori del territorio, sono le sentinelle del territorio, e quindi chi più degli agricoltori riesce ad accorgersi, diciamo, degli agricoltori verificano e vedono la difficoltà all'interno del territorio per lo scorrimento dell'acqua, per lo smaltimento di questa e quant'altro, e quindi per questo gli imprenditori agricoli oggi si mettono in campo per la governance dei consorzi di bonifica. Ma l'altro aspetto importante, l'ho detto anche all'inizio, sono che oggi su 10 consorzi di bonifica del territorio regionale la lista si presenta in maniera compatta. Quindi si può ben capire l'importanza di presentarsi tutti all'interno della stessa lista, governare i consorzi con stessi obiettivi e quindi creare una grande squadra del Veneto dei consorzi di bonifica. Io penso che l'altro senza rivalità che possono essere particolari. Questo aspetto sia un aspetto importante e determinante, per questo chiediamo fiducia ai contribuenti per la votazione della lista Coldiretti C Agricoltori Italiani Confagricoltura, che si presenta su tutti i consorzi di bonifica. Ecco, il termine chiave, ecco, qui vediamo appunto quella che è il voto, come deve essere fatto. Ci sarà già questa lista unica, quindi basta fare una croce, basta andare a votare, questo è fondamentale, altrimenti come si fa a porre la croce, quindi il proprio voto? È la sicurezza del territorio. Quando si parla di sicurezza vuol dire che non si deve lavorare in emergenza, ma sempre in un'ottica di previsione. Nell'ambito per il quale lei si candida, quindi Adige Euganeo, quali sono le criticità nei diversi periodi poi dell'anno delle zone? Quindi potrebbero essere anche le zone più rischiose o che devono essere messe in maggior sicurezza, che necessitano interventi, investimenti, sproni alla regione. Allora, tutti sappiamo che ormai i cambiamenti climatici sono all'ordine del giorno. Uno dei problemi che ha avuto il nostro consorzio anche negli ultimi anni è gestire le famose bombe d'acqua che arrivano nel giro di un paio di giorni. Arriva l'acqua che solitamente scarica nel giro di 30-40 giorni. Questi sono episodi che ormai non sono più
sono strutturali e sono costanti. Certo. Una volta erano delle eccezionalità, oggi non hanno più un carattere di eccezionalità, ma hanno un carattere di ordinarietà. Questo ci preoccupa perché come consorzio, il consorzio deve comunque guardare in previsione per contenere questo tipo di fenomeni. L'Adige Euganeo... Premesso che non può modificare le bombe d'acqua perché quelle sono, esatto. E quindi se arrivano bisogna ecco, essere... il consorzio Adige Euganeo per questo negli ultimi 2 anni, dal 17 in poi, ha adottato anche una gestione di sistema di telerilevamento e telecontrollo delle idrovore, e questo ha portato negli ultimi 2 anni a parecchi effetti positivi. Ricordiamo appunto che si lavora più in sicurezza. Da remoto, quindi da computer o da smartphone, si possono comunque collegare, si possono comunque dare gli input alle varie paratoie, alle varie idrovore nella gestione appunto delle acque, anche nei momenti di piena, e questo ha dimostrato negli ultimi 2 anni che comunque abbiamo ottenuto dei risultati. Costi molto più contenuti rispetto a prima, il personale non deve più spostarsi fisicamente e andare a controllare quella idrovora, ma si fa tutto dalla sede centrale, ripeto, collegandosi semplicemente con un computer o con un telefonino, e si lavora più in sicurezza. I risultati sono ottimali perché appunto questi sono tutti sistemi computerizzati, e questa è una cosa. Quindi competenze tecniche all'interno dei consorzi Competenze ci tecniche. Altri problemi, altre criticità, il consorzio Adige Euganeo ce ne sono. Parliamo eventualmente anche dei colli, della zona colli. La zona Colli Euganei è ricca di torrenti, è ricca di rii a carattere torrentizio, e quindi anche lì il problema bisogna risolverlo. Come è giusto riportare in auge un vecchio progetto che aveva il consorzio Adige Euganeo, che momentaneamente è stato messo in un cassetto, ma comunque è bene riportarlo, che è quello di portare l'acqua nei colli. La vitivinicoltura dei Colli Euganei è una delle vitivinicolture più importanti della regione sono Veneto. diventate pregiate, estremamente pregiate. Abbiamo delle varietà a denominazione di origine controllata che sono pregiatissime e sono ambite anche a livello di mercato, sono molto appetibili, e quindi i viticoltori dei Colli Euganei chiedono la possibilità di poter irrigare, ovviamente con impianti che tendono a risparmiare l'acqua, quindi stiamo parlando di impianti a goccia, ma comunque in alcune aree dei Colli Euganei bisogna portarci l'acqua. Perché non ci arriva? Non arriva l'acqua. Attualmente ci sono delle zone dei Colli Euganei che sono sprovviste di acque irrigue, e ci sono zone dove praticamente per poter irrigare si attinge acqua direttamente dai calti, ma i calti sono delle formazioni naturali che quando piove eventualmente l'acqua c'è. Quando siamo di fronte a periodi di secca o di siccità prolungata, l'acqua non c'è. E quindi per poter mantenere la vitivinicoltura nei Colli Euganei, i nostri viticoltori chiedono a gran voce questo tipo di intervento. Esatto. Spero tanto che dopo le vostre lezioni non vi dimentichiate dell'importante ruolo dei consorzi di bonifica, che come dice il nome servono soprattutto per tenere puliti e fluidi i canali d'acqua. Grazie. Questo è un messaggio del nostro telespettatore. Quindi tenere puliti i canali, c'è anche però questi interventi per garantire che arrivi sostanzialmente l'acqua dove non arriva. Certo. Quindi zona degli Euganei avrebbe questo bisogno. Sono degli investimenti fattibili? Sono degli investimenti fattibili, ovviamente dobbiamo presentare domande di finanziamento. In questo momento il consorzio Adige Euganeo è abbastanza soddisfatto dei finanziamenti che sono arrivati, perché come non tutti sanno, è giusto ricordarlo, un progetto che è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, anche su presentazione del consorzio e su insistenza della Regione Veneto. 42 milioni di euro non sono pochi per il famoso progetto del tubone, per poter garantire acqua certificata, acqua pulita per irrigare all'interno del tratto che va dal Leb al fiume Fratta Gorzone fino al canale Fossetta, e stiamo parlando di un tratto di circa 20 km con un tubo che dovrà portare acqua pulita e certificata
fino al canale Fossetta, che è compreso tra i confini dei comuni di Castelbaldo e Merlara. Perché fino adesso invece c'erano problemi di inquinamento? Di inquinamento da FAS. Quindi con il problema dei FAS, il Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo non ha esitato minimamente a presentare questo tipo di progetto. Il progetto c'è stato approvato, inizieranno i lavori tra poco, quindi probabilmente nel prossimo quinquennio si vedrà la realizzazione di questo grande progetto. Stiamo parlando di 19 km di questa tubazione a impatto zero, perché stiamo parlando di impatto ambientale zero, perché verrà sotterrata a 5 metri di profondità e con un risparmio idrico di almeno il 25%, nel senso che non ci saranno dispersioni come succedeva prima, e quindi acqua irrigua certificata e sana che arriva alle aziende agricole. E stiamo parlando di, non è una cosa di poco conto. Assolutamente non è fondamentale. Accennato al discorso FAS. Ruolo dei consorzi di bonifica rispetto a varie forme anche di inquinamento. Quindi... Sicuramente i consorzi sulla questione dell'acqua c'entrano poco, nel senso sulla qualità dell'acqua c'entrano poco. Va spiegato bene. Perché i consorzi, come detto prima, hanno due funzioni, la bonifica e l'irrigazione. Sulla questione dell'acqua non c'entrano. Sulla qualità dell'acqua, anche perché tra l'altro il Frattagorzone purtroppo gli agricoltori e quindi anche sostanzialmente il consorzio ne subisce i danni, perché il Frattagorzone per molto spesso nel periodo dell'estate, quando c'è poca acqua, molti comuni correttamente vietano con delle ordinanze l'irrigazione sui campi perché l'acqua è inquinata. Quindi per questo ancora di più per rimarcare il fatto che i consorzi sulla qualità dell'acqua c'entrano poco. Sulla questione invece specifica del tubone, quindi del progetto da 40 milioni di euro, penso che sia un progetto importante, ma nasce sotto l'aspetto dell'irrigazione, quindi sotto l'aspetto del fatto che noi abbiamo la necessità di avere acqua pulita per irrigare i nostri campi. Quindi ecco, su questo aspetto penso che sia importante questo progetto, un progetto ritorno a impatto ambientale zero, quindi non vediamo, non andiamo a stravolgere il territorio, che è l'elemento determinante invece per la governance dei nostri consorzi e per i prossimi interventi che noi dovremo fare all'interno delle varie aree di all'interno del consorzio. Perfetto, interrompiamo un attimo che abbiamo la pubblicità, poi eventualmente leggiamo anche altri messaggi e torniamo su questo tema tra poco.